una tendenza difficile rispetto certamente agli anni precedenti che avevamo già evidenziato a partire da metà del 2008. Noi abbiamo la possibilità con il grande lavoro di Veneto Lavoro, del nostro ente strumentale, di avere i dati aggiornati all'ora e sappiamo cosa accade in Veneto, cosa accade rispetto alle dinamiche occupazionali e quali sono anche i profili delle persone che stanno perdendo o che sono in odore di avere difficoltà nel mondo del lavoro. Dall'altra abbiamo un punto di osservazione legato alle imprese. Le imprese che oggi, per le competenze che il governo ha voluto dare alle regioni e alla nostra in particolare, sapendo che siamo anche in grado di gestirle, tutto il tema degli ammortizzatori sociali. Risorse a disposizione importanti da parte del governo e da parte della regione con proprio bilancio. Noi abbiamo modificato le nostre scelte per rivolgersi agli ammortizzatori sociali. E perché? Perché vogliamo dire alle imprese non licenziate, andiamo prima in cassa integrazione, aggiorniamo i nostri lavoratori perché questa crisi passerà e dovremo essere pronti alla ripresa. Qual è, se è possibile, mi rendo conto, molto difficile, un identikit della persona che perde appunto il lavoro e soprattutto come si muove dopo aver perso il lavoro? Fino al 2005 era facile, avevamo dei lavoratori che erano i cosiddetti over 45, avevamo le donne, avevamo delle dinamiche precise anche per quanto riguardava i settori. Erano colpiti alcuni settori in particolare. Oggi la crisi è del tutto trasversale. Sono giovani che escono dal mondo del lavoro, sono i vecchi, sono donne e uomini in uguale misura. C'è una forte presenza di perdita di posti di lavoro da parte di cittadini non comunitari, con i relativi problemi sociali. Le imprese sono trasversali, il settore dell'edilizia ha sempre trainato ed è un paio d'anni che non traina più, il settore della meccanica è sempre stato in forte positivo di occupazione e oggi è un settore che accusa il colpo oltre a quelli tradizionali, penso all'orafo e penso alla moda. Ecco, la crisi è trasversale, perché è crisi per tutti, perché non è una crisi veneta, perché è una crisi mondiale. A noi sta il compito di riuscire a rimanere attivi sotto l'aspetto dell'impresa, quindi per questo la Regione ha attivato un tavolo del credito, perché oggi il credito strozza l'impresa ed è una delle principali ragioni per cui questa crisi sembra incontrovertibile. Dall'altra le tutele ai lavoratori per fare in modo che i nostri lavoratori aumentino le proprie competenze. Nel momento in cui sarà passata la notte, perché si tratta di buio, noi avremo la possibilità di riprendere.